Eccoci qua, amici di Ultimo Stadio, nel dopo partita con l'attaccante della Roma, Marino. Marino, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Marino, oggi bella partita e hai fatto molto parlare di te, soprattutto quest'estate per il mercato. Ci credo, ci speso 1000 euro vicino alla bancarella della frutta. No, il mercato del calcio. Ah, il mercato del calcio, non avevo capito. Scusami Marino, una curiosità. Oggi hai giocato benissimo e sei stato molto affiatato con Totti. Io e Totti siamo molto amici, anche prima abbiamo parlato una mezz'oretta, poi ci siamo scambiati un segno d'affetto. Lui mi ha regalato la sua maglia. E tu cosa gli hai regalato? Vocabolario italiano, parlava e non si capiva niente. Comunque, non c'era mai questa maglia e qui tengo molto. Marino, diciamo la verità, in settimana sei stato a cena a casa di un noto calciatore napoletano, forse questo fa pensare che passerei al Napoli. Napoli? Sto a bomber con questa maglietta. Caro Presidente, vengo da voi volentieri. L'unica cosa, non fatemi mai indossare la nuova maglietta del Napoli, quella bianca e celeste. Ah, quella bianca con la striscia azzurra, e perché? E para maglia la marrone l'arc. Comunque, non lascerò mai il Napoli questa maglia e qui tengo molto. Marino, diciamo la verità, siamo sicuri, perlomeno così mi giunge voce, che a Milano vogliono a tutti i costi il tuo cartellino. Milano? Sto a bomber con questa maglietta. Caro Presidente, vi chiedo solo una cosa. Voglio ufficializzare la mia venuta al Milan, a Mediaset, al programma Mattino 5. E perché Mattino 5? Perché pomeriggio tengo che fa. Tengo molto a questa maglia che non lascerò mai. Va bene Marino, anche se Della Valle oggi ai microfoni di Radio Sport ha detto, insomma, sogna un Marino in viola. Fiorentina? Sto a bomber con questa maglietta. La Fiorentina è una grandissima squadra, anche se secondo me ci manca qualcosa. E cosa manca alla Fiorentina? Dove padana vicino, mia nonna cuciava circa. Non lascerò mai questa maglia, qui tengo molto. Marino, voci di mercato, pare che invece tu stia illudendo un po' tutti i tifosi perché tu passerai alla Juve, e così passerai alla Juve? Sì, è vero, infatti già mi hanno mandato la loro maglietta. Marino, ma questa non è la maglietta della Juve. Vabbè, che dell'arbitro è la stessa cosa. Vabbè, amici di Ultimo Stadio, a voi studio, grazie.